Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa bella festa che ci porta il sole. Avete visto che il sole è oggi. Allora vi porto il benvenuto a nome dell'organizzazione dell'amministrazione comunale. Abbiamo qua presente il nostro sindaco Roberto Festa, della Proloco e del Circolo Culturale La Marca, che hanno organizzato questa manifestazione veramente ricca di tante iniziative. Tra le varie iniziative noi abbiamo appunto, come Circolo Culturale La Marca, portato avanti il progetto Gnomonica per quanto riguarda non solo Aiello ma anche il progetto Gnomonica in tutta la nostra regione. Qui da 12 anni anche facciamo questa bella festa piacevole. Vi posso dire che è l'unica festa delle Meridiane in Italia e questo è un bel onore. Tutto il paese abbiamo questa bella mostra a cielo aperto, veramente viene la gente a visitare questi orologi e ce ne sono ormai 80 meridiane, quindi è il paese proprio che ha il numero più alto rispetto ai suoi abitanti di meridiane a livello nazionale, una meridiana ogni circa 35 abitanti. Il paese non è grande, ha circa 1600 abitanti e con la frazione di Ioannis 2100 abitanti circa, no? Però insomma ci fa onore e quindi questo fa molto piacere. E nel contesto di questa iniziativa quindi abbiamo la conferenza stamattina dove voi siete presenti e vi ringrazio di essere venuti qui con noi, e poi abbiamo questa mostra che corona questa sala delle Meridiane moderne ed antiche del Friuli Venezia Giulia, mostra fotografica, e nel pomeriggio alle 5:15 con la banda andremo ad inaugurare le 4 nuove meridiane di Aiello 2012. Sono presenti su questo pannello anche ed è bello perché c'è la possibilità da parte di ognuno di voi di dare il proprio voto. Una commissione tra l'altro è già passata una settimana fa che ha dato il proprio giudizio e il peso di questa commissione è del 50% sul voto finale. Poi tramite internet fino a mezzogiorno di oggi si potrà anche votare e il peso tramite internet sul giudizio finale è del 25%. E invece oggi pomeriggio col giudizio che viene dato dalla gente abbiamo un terzo peso dell'altro 25%, quindi abbiamo cercato un po' di equilibrare, diciamo, questo giudizio di queste belle 4 meridiane che abbiamo al concorso quest'anno. Devo ringraziare naturalmente chi ci ospita in questa grandissima struttura museale, il Conte Formentini, che ci permette naturalmente di usufruire di questi grandi spazi all'interno del museo. È sempre stato molto aperto nei confronti del paese di Aiello e noi qui abbiamo organizzato ben 4 mostre, qui la mostra delle Meridiane, poi abbiamo nell'altra sala qui la mostra della decoratrice, pittrice gnomonista Enia Visentini di Alba di Pordenone e sull'altra ala invece abbiamo la mostra iconografica dei tini, dei tocchi, comunque di attrezzature del fine 800 del periodo imperiale, in quanto per chi non è di Aiello fino al 1918 Aiello era sotto l'impero d'Austria. Ho detto per chi non è di Aiello perché sono persone che vengono da Bergamo, dalla Lombardia, dal Sugana, quindi zona di Trento, arrivano persone da Treviso, gnomonisti comunque che ben volentieri frequentano il nostro paese perché appunto si sentono legati e stregati un po' da queste piccole opere gnomoniche che noi qui appunto abbiamo. Comunque come mostre, e poi oltre alla mostra organizzata in questo caso dai musei formentini, abbiamo in fondo la mostra anche dei merletti a Tombolo con la scuola di merletti di Pulizia. Come circolo noi organizziamo anche un corso, ci sono 24 le signore che partecipano con l'insegnante della scuola di merletti a Tombolo ormai da 7-8 anni e quest'anno, dopo un bel po' di anni, hanno riportato la loro mostra che vi invito naturalmente a visitare. Ma poi anche nella sala delle
della biblioteca comunale, a 2 minuti praticamente da qui al museo, abbiamo una mostra sulla patria del Friuli, sulla storia appunto del Friuli, che vi invito anche a visitare. Quindi abbiamo un corollario culturale non indifferente che è a disposizione praticamente di tutti. Allora entriamo nel vivo della nostra conferenza e quest'anno i relatori sono 5. No? Abbiamo Renato Devetak di Gorizia che ci parlerà di una particolare meridiana a soffitto realizzata in un ambiente pubblico di Gorizia. Poi abbiamo Claudio Cecotti, sempre legato e vicino al nostro circolo, lui fa parte della commissione per diversi anni giudicatrice delle meridiane del concorso, che ci parlerà degli strumenti e degli osservatori appunto nel periodo islamico, e quindi molto interessante anche questo argomento. Ania Visentini invece, che vi ho accennato prima con la sua mostra, no? Ci porta un restauro in un palazzo ad ala di Tricesimo, il Palazzo Cantoni, ma la precederà la proprietaria parlandoci di chi, perché questo restauro è di una meridiana, diciamo, che ha una sua immagine, in quanto chi l'ha costruita è Ugo Forte, un famoso mnemonista dell'inizio dello scorso secolo, e appunto ha realizzato molte meridiane nella zona pedemontana del nostro Friuli. E poi abbiamo il quarto intervento, e qui abbiamo gli amici di Pesanis,